Amici di Fanner, buongiorno e benvenuti al circolo sportivo Sport City, categoria piccoli amici. Si affrontano la Selcetta e l'Ostia Mare. Selcetta che si schiera con Maccarone, Nigro, Mazza, Fioretti, De Angelis, Marcocci, Iraci, Richelme, Scarpetti, Labella e Franchi. Risponde l'Ostia Mare con Girolami, Proietti, Saba, Montani, Bassi, Fuccio, Bastoni, Mancini e Biagini. Inizia il match con l'Ostia Mare che attacca da sinistra verso destra in maglia viola. Risponde la Selcetta con i colori sociali rosso-blu. Subito prima occasione per gli ospiti che vanno in gol e si portano in vantaggio già dal primo minuto. L'Ostia Mare è in vantaggio, rete del giocatore con la maglia numero 27 Andrea Proietti. Prova a rispondere la Selcetta con il numero 7. Rimessa laterale, giocata dentro, colpo di testa del capitano Nigro che mette in calcio d'angolo, battuta corta, tiro di destro che si spegne però sul fondo. E allora i padroni di casa che provano ad impostare e perdono il pallone. La rimessa è sempre per l'Ostia Mare, prova ad arrivarci Girolami, si prende il tempo del tiro e prova un pallonetto, la palla finisce alta. Maccarone ha giocato il pallone per il proprio capitano, quindi la Bella prova ad impostare l'azione, la palla però finisce direttamente tra le mani dell'estremo difensore dell'Ostia Mare che può rigiocarla con Franchi. Va a chiudere il numero 16. Marcocci e quindi rimessa laterale di nuovo per l'Ostia. Girolami prova da lontanissimo, la palla si spegne sul fondo. Un'altra rimessa laterale. Girolami sul lato. E allora la giocata di Marcocci. Un po' di confusione all'altezza di metà campo, permette però il recupero del pallone da parte del numero 4 Nigro che si prende gli applausi. Lancio lungo a cercare il numero 24 davanti al portiere, sbaglia. Franchi si era infilato nella difesa avversaria, non riesce a concludere a rete. Prova a portarsi in avanti di nuovo il numero 4, quindi Mancini. L'ultimo tocco da parte di un giocatore dell'Ostia Mare, rimessa quindi in avanti a cercare di nuovo Nicolò Franchi. C'è rimessa laterale
per la Selcetta. Giocata verso il numero 24 che prova a riconquistarsi il pallone in area, viene chiuso. Altra rimessa, lo stop sempre di Franchi, il più pericoloso dei suoi fino a questo momento. Ancora lui, poi ci arriva Girolami, pensa addirittura al tiro da lontanissimo. La palla rimane pericolosamente in area, spazzata poi dai difensori della Selcetta. Di nuovo Girolami, salta l'avversario, grande recupero, non c'è fallo, si lancia il numero 4 sul pallone. Gabriele Nigro che poi va a cercare Franchi che prova il controllo in area ma viene chiuso da Alessandro Fuccio. Mancini, Nigro, ci riprova, solo davanti al portiere Franchi col destro, il gol del pari della Selcetta al minuto numero 6, è 1-1. Lancio lungo a cercare di nuovo il numero 24, si scontrano due avversari che poi riescono a recuperare e quindi grande chiusura difensiva da parte di Nigro. Salta un altro giocatore, pensa al destro, ne salta un altro, ci prova, un gol straordinario del capitano della Selcetta che porta in vantaggio i suoi, è 2-1. Lanci davanti a cercare di nuovo Franchi. Ancora a rubare il pallone quello che probabilmente è il migliore in campo. Quindi la Bella prova a metterla in mezzo, il controllo da parte di Franchi che prova a girarsi, poi di nuovo piccolo Gabriele che la mette fuori. Dai Nicolò! Dai la mano Nicolò! Dai! Lungo la vita, lungo fascio! Vai, lungo! Vai Nicolò, fatti vedere! Aiuta! Sempre a due, Diego! Girolami. Aspetta, non intervenire! Rimessa lunga, colpo di testa. Di nuovo il numero 10 che prova a rimetterla in mezzo. Franchi prova a saltare l'avversario, ci riesce ma recupera prodigiosamente il difensore dell'Ostia Mare.
Bella giocata, colpito sul volto Franchi che rimane fermo. Non è niente, dai. Fa niente, sei troppo. Basta che in mezzo. Ancora il capitano Gabriele che prova poi col sinistro metterla in mezzo. Chiuso in calcio d'angolo. La palla messa in mezzo. Franchi si invola davanti al portiere avversario, potrebbe batterlo, lo fa e segna il 3-1 e il gol che vale la sua doppietta personale. Prova a servire di nuovo Nicolò che salta il portiere e non ci riesce però questa volta a batterlo. La bella, la mette sul sinistro. Ci prova! Incrocia bene ma la mette fuori. Ostiamare che era andato addirittura in vantaggio al primo minuto, poi però il ritorno da parte dei padroni di casa che ora stanno dominando la partita. I piccoli in maglia viola provano a reagire. Altra giocata verso Franchi, controllo così così. Girolami prova a rubare il pallone numero 4, poi un contrasto. Girolami può andare verso la porta avversaria all'ingresso dell'area, prova il destro, il tiro che finisce fuori. Anzi è rete, gol dell'Ostiamare. Prova subito a rispondere Scarpetti. Eccolo Scarpetti, vince un paio di contrasti. Poi Franchi. Franchi scivola sul pallone. Girolami
Supera un altro avversario, ha la palla del pari, va col destro e lo trova il pari, 3-3. Il controllo da parte di Mancini, contrastato Franchi, grande intervento difensivo, di nuovo Mancini e quindi Nigro salta un avversario sulla banda laterale. Si riprende a giocare. Cambiano un po' i quintetti delle due squadre. Possesso palla adesso per il numero 10 che prova! E dal primo minuto del secondo tempo arriva il gol del nuovo vantaggio da parte della Selcetta. Lo sigla il numero 10, Thomas Scarpetti. Rimessa per il numero 99, rimane a terra però, ha subito un colpo. Dalla palla, Gabri! Gabri! Dalla palla! Palla in avanti. Appoggio di testa. Prova ad uscire, palla al piede. Numero 10 trattenuto. Calcio d'angolo. Saba. Rimessa laterale giocata per il portiere. Quindi Bassi. Prova il numero. Subisce forse fallo che rimane a terra. Si riprende a giocare. Rimessa lunga, palla giocata in avanti per il numero 9 che prova il destro. Ieraci ci ha provato, chiuso dal portiere, quindi la giocata da parte del numero 17, Bassi, straordinaria, prova a metterla in mezzo, chiuso all'ultimo dal numero 10 Scarpetti. Primo angolo del secondo tempo per l'Ostia Mare.
Palla dentro. Ostia che si ritrova nei pressi dell'area della Selcetta. Si rimane sul 4-3. Palla in avanti per Fioretti, chiuso dalla bella uscita da parte di Proietti. Cerca il numero in mezzo a due avversari, un po' di confusione, l'Ostia non riesce ad uscire. Ora sì, c'è un grande recupero da parte del giocatore della Selcetta, c'è rimessa laterale per gli ospiti, anzi per i padroni di casa. Palla giocata lunga, tentativo in scivolata che non va a buon fine. Palla dentro! Scarpetti spara alto da buona posizione. Messa lunga, colpo di testa, intervento in scivolata. Saba, chiuso. Palla lunga, grande uscita del portiere Maccarone che la mette fuori. Colpo di tacco, palo e gol! Sensazionale rete del pari da parte dell'Ostia Mare, va a esultare con il proprio pubblico il numero 27 Andrea Proietti, 4-4. Saba, Scarpetti, rimessa lunga, calcio d'angolo, battuta in mezzo, sfera messa fuori, lanciata in avanti a cercare il numero 18 Bastoni che non ci arriva e si dispera. Quindi Scarpetti, rimessa laterale, deve buttare via il pallone il numero 10 della Selcetta. Maccarone, Fioretti,
Proietti chiuso da Montani. Sento dietro Matteo! Matteo dietro! Lorenzo rientra! Lorenzo rientra! Aspetta Matteo, non c'è andare, guarda su dietro. Rischiosa così. Gira sta palla! Vince il contrasto Scarpetti davanti al portiere, viene recuperato. Ora la palla lanciata in avanti, grande intervento difensivo. Palla giocata in avanti, si infila. Scarpetti mette in mezzo. Tiro in girata, si rialza Ieracci dentro l'area, il tocco, quindi la ripartenza cercata da parte del numero 17. Bassi a sinistra, viene chiuso. La palla capita sui piedi di Scarpetti che la mette fuori. Gabri, vamos. Rimessa lunga. Maccaroni. Avanza Saba, prova il destro. Il vantaggio dell'Ostia Mare, 5-4. Segna il numero 15, Mattia Saba. Bravissimo Emanuele, bravo Lorenzo. Riparte palla al piede, il numero 9 Ieracci si fa tutto il campo, prova la conclusione. Viene chiuso all'ultimo momento. La palla dentro, Scarpetti. Manca l'appuntamento col 5 pari.
Scarpetti ci riprova, non è fortunato, la palla rimane pericolosamente lì. Dai Thomas che non l'ha buttato! Saba, lunga, la palla è per Vincenzo Maccarone che va da Cristiano Fioretti. Avanzata verso Saba. Finisce il secondo tempo. Si riprende a giocare terzo tempo tra le due squadre dopo i due da 15. Rimessa lunga, colpisce Girolami. Altra rimessa, colpo di petto. Mancini, il rimpallo fa finire la palla direttamente tra le braccia del portiere. Quindi Girolami ci riprova. Colpo di testa. Numero 92 De Angelis la mette fuori. Palla che finisce per terminare dall'altra parte l'out laterale, giocata quindi lunga. Numero 10 rimpallato, quindi Nigro chiuso. Palla che si alza, il controllo di Mancini, quindi la butta via. Numero 7. Ruba il tempo all'avversario, prova il tiro, la palla si impenna e poi arriva un gol davvero difficile dal punto di vista balistico. Lo segna il numero 27 Andrea Proietti. Nigro prova a rubare il pallone. Altra giocata lunga.
Numero 7 prova a darla al numero 8. Rimessa con le mani la Bella, esce palla al piede, trattenuto, c'è fallo. Giocata dall'altra parte di Piattone, ci ha provato Nigro. Centrocampo, vieni, farli giocare. Aspetta. Fermo qua. Prova l'uscita, palla al piede, il numero 4. Scontro tra capitani. Girolami. Ci prova da lontano. Palla in mezzo, ci arriva il capitano, va a segnare il gol del 5-6, la Selcetta riapre nuovamente la partita. Palla in avanti, il controllo da parte di La Bella. Prova a rientrare sul piede preferito, non ci riesce. C'è comunque angolo. Palla in mezzo, dall'altra parte di nuovo il numero 4, centrale esterno della rete. Girolami. Calcio di punizione. Batte il numero 10. Tiro che termina fuori. Palla che si impenna, rimane a terra un giocatore, gioco che si ferma. Si riprende a giocare.
Tiro di sinistro da parte di Nigro, scendono un pochino i ritmi. In questa bella giornata di sole, circolo sportivo Sport City, sempre 5-6 il risultato. Ostia Mare che prova ad attaccare di nuovo con il suo capitano che ci riprova dalla distanza. Gabri sei ultimo, bravo. Tiro di sinistra dalla distanza che finisce fuori. Torna Gabri, torna. Gabri, non corra a vuoto, Gabri, aspetta. Girolami salta due avversari, ne salta un altro, non resiste però al ritorno del numero 4. Vieni Fabio, recupera Cristiano. Centrocampo, farli giocare, vieni Fabio. Dietro qua. Poggio corto per la Bella, lancio lungo, Attacca prima, Diego. colpisce il numero 92 De Angelis. Venite ragazzi. Finisce anche il terzo tempo. Ultimo tempo tra le due squadre. 5-6 nei primi due quarti da 10 minuti. Terzo quarto da... Scusate, i primi due quarti da 15 minuti, terzo quarto da 10 minuti. Ora altri 10 minuti a conclusione della partita. Aspetta dietro Mattia, non ci andare, vieni Manuele. Nemmeno tu Lorenzo, fermi così. Ecco, fallo. Lancio lungo. Largo Gabri. De Angelis va a contrasto. Colpo di petto, tiro al volo da parte di Saba. Bravo. Saba trova il numero. Proietti. Ah sì, Scarpetti, scusate. Prova il tiro. Finisce fuori. Palla in avanti per il numero 17, Bassi prova a metterla dentro, il controllo, manca l'appuntamento col gol, il numero 18, quindi ripartenza con il numero 9 trattenuto, Ieraci. Fermo. Calcio di punizione per la Selcetta. Ci prova il numero 9, poi De Angelis. Bravo Gabri. Oh.
Intercetta il numero 99 Fioretti, quindi Scarpetti, di nuovo il numero 9, prova a metterla dentro, il miracolo. Bravo Cristian, bravo! Gabri, non saltare! Bravo, ancora! Saba prova il destro, chiuso da un grandissimo intervento del portiere. Gabri, non sente, Gabri! Toma, toma! De Angelis, Maccarone, Mattia, in aria! In aria! riprende a giocare con la Selcetta in attacco che cerca il gol del pari. Rimane a terra dall'altra parte anche il numero 17, ora Bassi. Angolo per l'Ostia Mare. Giocato corto, ci arriva Ieraci. Mattia, sei destro! No! Palla dentro. La raccoglie De Angelis con le mani verso Maccarone. Vieni dietro Lorenzo! Fatti girare! Dagliela! Grande avanzata di Bassi che prova a metterla in mezzo. Così così Maccarone. Poi viene spazzata. La palla non è uscita, Scarpetti. Anzi, pallone uscito, quindi rigiocata in avanti De Angelis. Poi Mazza. Palla che si impenna, De Angelis mette fuori. Quindi solo davanti al portiere si trova il numero 21 che va a segnare. Matteo Mazza segna il gol del pari. È 6-6. Bravo Gabri! Cristian! Cri! No così! Muoviti! Calcio d'angolo. Parata dopo la mischia in area di rigore del portiere.
Bassi, se ne va Bassi, grande velocità del numero 17 che poi viene chiuso però dal numero 21, poi rimessa laterale, giocata dentro e la palla finisce fuori, ma c'è angolo per l'Ostia Mare che prova a chiudere in attacco. Palla dentro, tocca a Maccarone, altro angolo. Altra sfera dentro. Maccarone la perde, il gol dell'Ostia Mare che torna in vantaggio col numero 18 Bastoni. Numero 17, Bassi, chiuso. Con le ultime energie la Selcetta prova a riportarsi in avanti. C'è fallo, forse sul numero 24. E finisce qui l'Ostia Mare, batte la Selcetta 7-6. Partita davvero molto combattuta tra le due squadre.